Le donne devono restare a casa a lavare i piatti. Questo è il presunto insulto sessista partito dagli spogliatoi del calcio cavallino, per il quale un giocatore ha avuto una squalifica di 10 giornate. Episodio accaduto sabato scorso durante la partita di categoria juniores persa dal Cavallino 0-1 con la Fossaltese, con il 19enne centravanti di casa espulso dalla direttrice di gara di Sandonà per un fallo di gioco. E qui sta l'inghippo, perché gli insulti sarebbero partiti dallo spogliatoio, mentre il giocatore si sarebbe trovato sugli spalti, così il presidente gialloverde. Società che se da una parte fa scusa attorno al giocatore, dall'altra vuole far luce sulla vicenda e condanna i pesanti insulti in questione, scusandosi pubblicamente con l'arbitro. Condanna che giunge anche dall'amministrazione comunale, con l'assessore allo sport. Invita tuttavia alla moderazione, in attesa di comprendere da chi in spogliatoio siano partiti gli insulti sessisti. Ed era sugli spalti e quindi non è entrato, perché sono stato il primo io a entrare nello spogliatoio e lui assolutamente non c'era. Società che se da una parte fa scudo attorno al giocatore, dall'altra vuole far luce sulla vicenda e condanna i pesanti insulti in questione, scusandosi pubblicamente con l'arbitro. Approfitto di questa opportunità per invitare sabato pomeriggio alla partita che faremo a Cavallino. Saremmo ben lieti di scusarci personalmente con l'arbitro, regalare dei fiori all'arbitro e tenere la nostra ospite per la partita, perché comunque il Calcio Cavallino è una piccola società, una piccola famiglia. Ci teniamo che i nostri ragazzi siano educati in campo e fuori dal campo, e quello che è successo lo condanniamo fermamente. Condanna che giunge anche dall'amministrazione comunale, con l'assessore allo sport, invita alla moderazione in attesa di comprendere da chi in spogliatoio siano partiti gli insulti sessisti. Qualsiasi offesa è da condannare, siamo dispiaciuti per quanto è successo, abbiamo già avuto modo di sentire l'associazione Calcio Cavallino, stiamo però aspettando la verifica dei fatti in quanto le versioni sembrano essere diverse.